Allora, buonasera a tutti e bentornati, diciamo, al nuovo appuntamento di Linguaggi Culturali per il Manifesto Sardo. Io, insomma, sono sempre Paolo Carta e vi porto anche ovviamente i saluti del direttore Roberto Loddo, del direttore del Manifesto Sardo. Oggi abbiamo il collettivo Transumanza. Quindi ciao ragazzi, ciao Matteo, ciao Ambra, ciao Alessandra, ciao Paolo. Ciao. Come state? Vi ho svegliato a quest'ora? No, dai, eravate già svegli, no? No, siamo sempre svegli. Sempre Va bene. svegli. Vabbè, questo periodo un po' di dormite in più, magari c'è. Questo bel sole, però. Come state, ragazzi? Come state? Innanzitutto, dov'è che siete adesso? Perché siete a Bologna, chi a Urbino? Matteo è Urbino, giusto? Io sto a Urbino, sì. Mentre invece Dario e Alessandra sono a Bologna. Ambra, tu sei... E io in questo momento mi trovo alla Splassas, nel Medio Campidano, in Marmilla. Esatto, quindi l'unica in terra praticamente, l'unica esatto. casa. E quindi niente, come ve la state passando in questo periodo un po' così? Va bene, dai, noi ci siamo ricongiunti oggi in realtà, dopo questo periodo di clausura. Ah sì? Ok. Quindi, volevo capire una cosa, non siete mai riusciti ovviamente a ritornare qua, o sì? No, dopo la chiusura di Nostos numero 1 siamo ritornati nelle rispettive città e non ci siamo potuti beccare, purtroppo. Ho capito. Allora, io ricordo benissimo, per chi non lo sapesse, ecco, io ho avuto la fortuna, il piacere e la fortuna di conoscere il collettivo Transumanza in occasione di Nostos numero 1, perché c'era il workshop di Cianotipia, tra l'altro che ci siamo divertiti un casino. Quando ci sono queste cose prendo e mi sposto, Cristina, il giorno eravamo io, Cristina e Francesca Sassu, tra l'altro. È stata un'esperienza davvero molto interessante e vi ringrazio ulteriormente perché siamo divertiti un sacco. Grazie a voi. Questi Transumanza, innanzitutto, dei miei studenti mi hanno chiesto, prof, cosa vuol dire transumanza e il logo, cos'è il logo? Perché hanno scelto questo logo qua? Ovviamente fanno grafica, poverini, sono... È una questione che gli interessa. Chi inizia? Allora, io farei una presentazione. Intanto, Paolo, ti ringrazio tantissimo, ringrazio il Manifesto Sardo per questo invito, ci fa tanto piacere, insomma, avere la possibilità di presentare il progetto e, insomma, vederci qua tutti assieme. Allora, Transumanza è prima di tutto un collettivo artistico e un esperimento culturale. Nasce a Bologna nell'autunno del 2018 dopo, insomma, un po' una visione di Matteo che da tempo pensava, insomma, come è possibile da studente dell'Accademia di Belle Arti tornare in Sardegna e appunto avere l'occasione di poter esporre, incontrare degli altri artisti, altri operatori culturali, visto che comunque la lontananza da casa da tanto tempo ci aveva comunque fatto un po' allontanare. Allora Matteo condivide con me e Dario in un primo momento questa sua idea, che poi svilupperemo durante appunto tutto l'autunno per poi arrivare a quello che sarà l'ideazione della prima mostra, della prima uscita pubblica di Transumanza, che è il progetto Nostos numero 0. Allora, Transumanza, quindi è un collettivo in cui noi, che poi siamo diventati 4 con Alessandra a seguito dell'esperienza della prima mostra, noi 4 portiamo avanti una ricerca collettiva che si occupa principalmente di indagare quali che possono essere per noi delle strade praticabili per tornare in Sardegna periodicamente a insomma, creare dei momenti di condivisione intorno all'arte contemporanea. E in secondo luogo poi portiamo avanti le nostre ricerche singole, personali, in cui però riusciamo sempre a intrecciare delle collaborazioni e sostenerci. Trovate il tempo per tutto comunque, tranquillamente. Sì, abbiamo capito che insomma l'unione fa la forza, riusciamo a lavorare bene in gruppo e anche poi nella produzione singola è bello avere il confronto, avere dei compagni vicini con cui scambiare idee e sostenersi. E allora, Transumanza, prima di tutto il nome. Allora, la cosa su cui abbiamo tanto riflettuto era come mettere in valore il fatto di
essere lontani, però avere questo desiderio fortissimo di tornare a casa e comunque portare il frutto dei nostri studi, del nostro lavoro e della nostra arte. Allora così ci siamo anche lasciati prendere un po' dal fascino e l'ispirazione per quella che è la cultura tradizionale contadina della Sardegna, quindi lì abbiamo insomma pensato alla questa ritualità della transumanza, insomma, quindi lo spostamento delle greggi ogni anno in questo andare a cercare dei luoghi più, insomma, più vantaggiosi. E allora così nasce il concept del nome, transumanza, a cui noi aggiungiamo una H per insomma anche un po' rivendicare la libertà del movimento tra esseri umani. E poi da lì il logo magari lo racconta meglio Matteo. Lo racconta il graphic design. Esatto. E quindi insomma transumanza fondamentalmente è uno spazio che non è ancora non è un luogo fisico effettivo definito. È itinerante, no? Sì, è appunto più che altro una serie di eventi, di appuntamenti itineranti che vanno a toccare diversi luoghi della Sardegna. Abbiamo scelto di intervenire poi in degli spazi, soprattutto andando a cercare degli spazi lontani dal classico circuito dell'arte contemporanea, e appunto gli spazi rurali. Questo per noi è stato un po' un esperimento, in quanto ci interessa tanto andare a proprio intervenire in quei luoghi da cui proveniamo. Cioè io personalmente vengo dalla Splasas, che per chi non lo conoscesse è un piccolo paese nella Marmilla. No, non è in Spagna, è un piccolo paese della Marmilla nel Medio Campidano che conta 230 anime circa, quindi insomma un contesto più che rurale, ben lontano da tutto ciò che riguarda l'arte contemporanea, però abbiamo insomma fatto anche un po' una scommessa, adesso che siamo comunque studenti, abbiamo tante energie e buona volontà, perché non proviamo a insomma incanalare queste energie nel fare qualcosa di nuovo, e quindi tornare a casa, andare a scoprire quali sono quei posti che potevano essere utilizzati, quindi indagare prima di tutto la nostra rete di contatti, di cui fanno parte ovviamente le famiglie, gli amici e insomma tutte le persone a noi vicine, per trovare degli spazi e costruire insomma questi progetti. Beh, molto molto interessante. Tra l'altro, allora io personalmente sfondate una porta aperta, perché ritengo, diciamo, il confronto con la ruralità in generale, comunque con i luoghi che di fatto solitamente non sono raggiunti dall'arte contemporanea, lo ritengo comunque una cosa basilare per la ricerca, ma anche comunque per la sensibilizzazione delle popolazioni, ma proprio per una crescita che di fatto, ecco, mettiamola così, io ho sempre visto comunque la Sardegna come un luogo di lavoro. Purtroppo molte cose non hanno mai attecchito e probabilmente non attecchiranno mai, però di fatto è un vero e proprio luogo di lavoro. Quindi il rapporto con tutto ciò che va oltre quelle che sono poi le città delineate attualmente, insomma, e più frequentate nell'ambito dell'arte, appunto andando oltre Cagliari, Nuoro e Sassari, di fatto c'è tutto comunque un enorme laboratorio, tra virgolette, a cielo aperto. Quindi questa è una cosa molto molto interessante, più che utile. E poi insomma, c'è sempre questa, c'è chi forse non solo è una condizione che vivono tutti gli artisti e gli operatori che comunque abbiamo continuato a vivere qua, ma che per molti che si sono formati fuori o che comunque lavorano fuori, c'è sempre un po' questa componente, un po' come ritorna sempre, in un qualche modo ogni tanto ritorna. Infatti, appunto, poi parlando di ritorno, appunto, Nostos, questo ciclo di mostre collettive e residenze che abbiamo immaginato, insomma, abbiamo fatto proprio abbiamo ideato mentre le facevamo, che prende al via con Nostos numero 0, che è stato il prototipo e insomma il nostro primo esperimento
pubblico, che insomma fu la mostra di Siniscola, che insomma inaugurò a dicembre del 2018, quindi pochi mesi dopo la nascita del collettivo. E passerei la parola a Dario se vuole raccontarci, visto che fu padrone di casa. Tanto lo vedo che c'è il sorrisino così, sta aspettando. Il via. Vai Dario, vai. Vabbè, ciao a tutti e tutte intanto, grazie a Paolo e grazie al Manifesto per l'invito. Nulla, grazie sicuramente se ci troviamo qua a parlare oggi, probabilmente è anche perché quella scommessa che era Nostos numero 0 effettivamente è andata bene e ci ha dato l'energia per andare avanti, insomma, e riproporre poi quel format anche a Santo Lussurgio, che poi magari racconteremo dopo. E questo, quindi perché Siniscola? Un po' ti perdiamo, Dario, ti stiamo un po' perdendo. Molto spicciola per questioni logistiche, perché siamo partiti proprio con... Li abbiamo persi direttamente, quindi dico, allora, a questo punto o Matteo o Ambra continuate il discorso di Nostos a Siniscola. Matte. Allora, da dove riprendo? Dove recuperati di nuovo? Dai, vi abbiamo perso per un attimo. Vabbè, il bello della diretta, qualcuno potrebbe... Sì. Allora, praticamente sei andato a Siniscola e sei ritornato. Più o meno in questo lasso di tempo. Cosa dicevamo? Dicevamo sì, perché Siniscola? Dicevo sicuramente perché era un posto che rispecchiava un po' quello che ci stavamo immaginando, il territorio in cui ci stavamo immaginando di tornare a lavorare. Quindi un paese che non è una città, ma appunto un paese con tutte le caratteristiche che questo ha. Caratteristiche molto comuni a tanti paesi della Sardegna, come appunto tra le tante lo spopolamento, quindi più persone che vanno via che quelle che ci arrivano, che rimangono a portare avanti i propri desideri, le proprie passioni, le proprie professioni, insomma. Quindi sicuramente questo ha agevolato. In più, grazie appunto a una mia zia, che saluto, ciao zia Maria, che ci ha messo a disposizione. Ciao zia. Non credo ci stia guardando, ma glielo faremo vedere. Ma poi tutti abbiamo una zia Maria. Esatto. Chiunque. Che appunto ci ha messo a disposizione una casa di sua proprietà che al periodo era disabitata, e quindi abbiamo deciso di intervenire in questa casa che, oltre a essere disabitata, era quasi un non finito, nel senso che aveva proprio il minimo indispensabile: un salotto, un bagno, 2 camere, un intercapedine e stop, insomma, che si dava su un piano. Una casa tra l'altro molto comune a tante altre case che ci sono nei nostri paesi, che appunto presenta queste caratteristiche qua di un incompiuto, e da subito ci era sembrato interessante e siamo intervenuti là. E sempre appunto a Santo Lussurgio inizialmente eravamo noi che abbiamo provato a mettere là sul piatto tutto quello che serve, il minimo, anche lì il minimo. Lì a Santo Lussurgio era casa della famiglia di Ambra, se non ricordo male, giusto? Sì, esatto. Sì. Non mi ricordo, sta. Okay. Scusa Dario. E qui niente, figurati. No, ci siamo attrezzati per progettare appunto delle opere nostre da inserire, poi per fare anche quello che generalmente si fa quando si comincia il percorso per organizzare una mostra, quindi insomma creare relazioni da subito con le persone del territorio, che, aperta parentesi, un aspetto molto importante per il nostro, per quantomeno il format Nostos in questo momento, per noi è l'esperienza anche che la comunità vive attraversando questi spazi temporali che noi apriamo di confronto e tanto altro. E quindi ci siamo messi là, Matteo che curava le grafiche, un po' tutti che curavamo i testi, ci siamo guardati intorno anche per provare a coinvolgere
quantomeno iniziare a coinvolgere degli altri artisti sardi. Siamo arrivati a Riccardo Camboni, che ha esposto con noi a Nostos numero 0, e poi in realtà, appunto, come poi abbiamo detto, nel fuori programma si è inserita anche Erika Pellicci, che è una nostra amica, un'artista toscana che abbiamo conosciuto anche lei frequentando l'Accademia, che diciamo ha inaugurato sempre il format all'interno di Nostos del fuori programma, che sono delle collaborazioni che si creano. Per esempio, in quel caso Erika era venuta per passare del tempo con noi e invece ha prodotto a lavorare. Poi invece a Santo Lussurgiu, per esempio, poi lo racconteremo meglio, il fuori programma, i ragazzi che hanno partecipato al fuori programma si sono aggiunti tra il momento in cui avevamo chiuso idealmente il progetto della mostra e il momento in cui l'abbiamo messa in campo. Abbiamo visto che avevano dei progetti che si legavano molto bene ai temi che stavamo andando a toccare e li abbiamo inclusi. Comunque è un format fluido che non ha una sua specificità, un po' come tutto il progetto, nel senso che adesso è Nostos, quello che abbiamo fatto finora, però non solo, non ci precludiamo nulla. Faccio una domanda, se posso, perché questa è una cosa che mi interessa tanto. Com'è che ha reagito la popolazione, le persone, come hanno reagito? Cioè, perché solitamente, sai, vedono queste cose e dicono, ma okay, perché sono abituati ovviamente ad altre tipologie, lo sappiamo bene. Com'erano? Ma io direi bene. Però forse su Siniscola quello che dico io è un po' viziato dal fatto che ci sono cresciuto, quindi se vuole rispondere anche qualcun altro a questa domanda perché tu vuoi evitare in realtà di dire qualcosa, altrimenti la prossima volta no, io per carità ho aperto dicendo che se siamo qua a parlare perché proprio la comunità dall'inizio ha risposto bene a quello che mettevamo in campo. Comunque noi non ci aspettavamo tutte quelle persone inizialmente, anzi ci siamo quasi trovati spiazzati, per fortuna, da quanta gente ci ha preso in considerazione. È buono questo, sono molto bello, vuol dire che hanno risposto bene, insomma. Mentre invece a Santo Lussurgiu come hanno risposto altrettanto bene, diciamo? Sì, devo dire che è stata una sorpresa anche a Santo Lussurgiu, la comunità ci ha accolto, avevamo un po' paura perché comunque è sempre appunto un esperimento e non si sa mai come appunto questo tipo di manifestazione possa svilupparsi in determinati luoghi. Però siamo stati contenti anche perché molte persone, magari anche da fuori paese, sono venute a vedere il lavoro, sono risultate interessate alle varie attività che abbiamo proposto. Nostos numero 1 appunto è la seconda tappa di transumanza, che anche lì si è svolta all'interno di una casa disabitata a Santo Lussurgiu, appunto, messa a disposizione dalla famiglia di Ambra, come dicevamo prima. Nostos numero 1 porta anche delle novità rispetto al Nostos numero 0. Abbiamo visto, per esempio, come diceva Dario prima, che abbiamo potuto ospitare 2 artisti fuori programma. Molti più artisti in generale hanno partecipato alla mostra ed era articolata su 3 livelli. Abbiamo potuto organizzare un workshop di cianotipia, come si diceva prima, e anche una performance di chiusura e un infoshop. Gli artisti che hanno partecipato alla mostra sono stati 8, c'era l'installazione di Dario, poi c'era l'opera appunto di Erika Pellicci, di Rita Deida, che è tornata, il programma. Di Rita Deida, di Emanuela Meloni, di Fusilla, di Fabio Tallo, salutiamo tutti e tutte, di Davide Marconcini e di Felice Rosa, che appunto sono i 2 artisti, uno genovese e l'altro lucano, che vivono attualmente a Marsiglia, e che sono appunto i 2 artisti ospitati fuori programma, che appunto in fase avanzata, diciamo, comunque prima di tutta l'inaugurazione, prima di tornare appunto in Sardegna, ci siamo resi conto che abbiamo riscontrato delle caratteristiche particolari nei loro lavori che potevano connettersi in maniera interessante con il territorio di Santo Lussurgiu.
Tutte le opere in mostra dialogavano in un certo senso, entravano in relazione con il territorio, il paesaggio e la cultura del paese attraverso vari linguaggi. Abbiamo visto il video, la fotografia, il collage digitale, anche l'installazione e l'arte tessile. Non a caso abbiamo scelto il periodo del Carnevale lussurgese, è stato dal 21 al 25 febbraio, proprio perché ci interessava riuscire a connetterci il più possibile con il tessuto culturale del paese e soprattutto per confrontarci con quelle antiche tradizioni che abbiamo visto sono ancora molto sentite. È molto molto interessante, assolutamente. Tra l'altro, quando, insomma, anche pensando a cose passate, ho sempre avuto l'impressione che comunque gli artisti, quando che si invitano magari da fuori della Sardegna, hanno sempre un grande piacere a lavorare qua. Ma non solo perché di fatto Sicilia è un luogo interessante di lavoro per la propria ricerca, è molto intenso, ecco, la modalità di operare e di lavorare. Però poi di fatto, come è avvenuto anche a Santo Lussurgiu, poi ci si frega un po' tutti perché ci siamo messi a mangiare, a beve e ciao. Esperienza formativa, assolutamente. Fa parte della ritualità, assolutamente. Tra l'altro, faccio un appunto, Alessandro aveva detto, mi raccomando, per il workshop di Cenotipia, portatevi la mascherina. No, aspetta, mi mette l'accappatoio, il camice, insomma, per non sporcarvi. Alla fine gli unici due pirla con il camice eravamo io e Francesca Sasso. E nessuno se l'è portato. Io andavo in giro per perdere. Porca miseria, temerarissimo. Abbiamo documentato tutto, Paolo, non preoccuparti. L'ho visto, figurati. È stato meraviglioso. Comunque, no, volevo, se Matteo mi parla poi del logo, perché altrimenti lui si sta passando e non mi parla del logo. No, stavo aspettando gli altri. Matteo ha tante cose da dirci adesso, aspetta il momento Allora, diciamo che il logo è nato nel momento in cui abbiamo incominciato a fare ricerca su che cosa fosse la transumanza, perché comunque all'inizio non è che abbiamo trovato il nome così e abbiamo subito deciso di utilizzarlo, quindi c'è stato un lungo periodo di ricerca. Insomma, cercando documenti su cui potevamo informarci e leggere notizie e racconti a proposito della transumanza, abbiamo trovato una cartina in cui erano tracciate le direzioni della transumanza e c'erano, diciamo, 3 simboli. Allora mi è venuto in mente che piuttosto che fare un logo che in qualche maniera poteva essere didascalico, mi è venuto in mente di rielaborare uno di quei 3 simboletti, allungarlo e quindi prendere un elemento che era, diciamo, un elemento di studio della transumanza e trasformarlo in qualcosa di più che magari potesse assomigliare in qualche modo alla forma di un pettine, con cui magari metaforicamente lavorando tu sciogli i nodi, no? Lì, insomma, le contraddizioni in cui noi sguazziamo e in cui noi lavoriamo, diciamo. E poi perché mi piaceva l'idea di appunto usare questo font, questo logo che non fosse più una sorta di segno primitivo, una sorta di incisione piuttosto che una cosa che diciamo più rurale, tra virgolette. Esatto. Assolutamente attinente, quindi insomma a transumanza di fatto. Sì. Dunque, adesso quali sono gli obiettivi principali? Nel senso, adesso un po', non so se in questo momento c'era qualcosa che avreste dovuto fare, poi ovviamente per ovvi motivi avete dovuto mettere in pausa, non so. Qual è la prima cosa da fare una volta che saremo tutti sgabbiatissimi in giro per le strade in mutande, ecco? Allora, prima che
Allora, dai, comincio io, visto che sto più zitto. Prima che, diciamo, scoppiasse tutta questa situazione, stavamo lavorando al catalogo di Nostos numero 1 per fare poi le presentazioni, sia per ritornare a Santo Lussurgio, per ringraziare le persone che sono venute alla nostra mostra, che ci hanno supportato, e anche perché ci interessa comunque come discorso di ritornare sempre una seconda volta, o anche una terza o più, dove noi abbiamo lavorato alla mostra, un po' per restituire quello che ci è stato donato, no? Il calore che ci è stato donato, e per restituire l'esperienza che abbiamo collezionato. E poi, insomma, farlo girare, diciamo, anche in altre città. Solo che ovviamente attualmente è tutto sul mio computer. E puoi farlo andare in giro il tuo computer. Sì. Mando mail. Poi stavamo pensando insomma, di evolverci, di strutturarci meglio, strutturandoci in un'associazione culturale. Solo che ovviamente adesso siamo in pausa, perché è tutto quanto stand by. È tutto fermo, ovviamente, tutto bloccato, ma insomma alla fine man mano ci si sta riattivando pian piano. Ecco, li abbiamo persi, ogni tanto li perdiamo, ma secondo me sono loro che scappano in realtà. Secondo me Matteo ha detto associazione culturale, sono scappati subito. Di fatto già un po' lo siete un collettivo in un qualche modo, poi insomma le cose ovviamente si possono evolvere. Volevo sapere un po', allora, ovviamente, insomma, oltre all'obiettivo appunto di produrre i cataloghi e comunque fare questa ulteriore restituzione a chi, insomma, a Santo Lussurgio, ad esempio, che comunque vi hanno supportato, quindi, insomma, fare questa ulteriore restituzione. Volevo capire un po' quali sono, cioè, cosa c'è un po' nel futuro. Adesso non mi ricordo bene, allora, perché tu, ad esempio, Matteo, comunque sei ancora all'ISIA, giusto? Cioè, tu stai facendo il biennio specialistico all'ISIA. Mentre invece tu, Ambra... Allora, io al momento sono ancora iscritta all'Accademia di Belle Arti di Bologna, sono insomma praticamente laureanda e stavo insomma prima di questo periodo qua di quarantena, ero negli ultimi mesi del mio Erasmus a Marsiglia. Stessa condizione anche per Dario e Alessandra? O no, Alessandra ha finito, sto sbagliando, adesso non mi ricordo poi l'altra volta. Sì, ho finito circa un anno e mezzo fa con una specialistica in pitture arti visive, mentre ho fatto poi prima una triennale di decorazione arte ambiente, sempre qua a Bologna. E io faccio il primo anno del biennio di scultura, che ho finito il triennio sempre in scultura qua all'Accademia di Belle Arti di Bologna a luglio e ho riagganciato subito col biennio. Ecco, allora, vi volevo chiedere questo. Innanzitutto, com'è, ecco, l'esperienza di formazione fuori, insomma, lontano un po' da casa? E poi, ecco, volevo capire, finito questo momento poi in cui sarete tutti, cioè avrete finito comunque quel percorso di formazione, cos'è che vedete successivamente? Ecco, qual è il passo successivo? Perché comunque quando ci si sta ancora formando, sai, ci sono quegli step, quei muri da superare che di fatto poi sono insomma, diploma, in questo caso diploma di secondo livello, ok? Quindi volevo capire un po' com'è stata questa esperienza, che sicuramente è stata meravigliosa, ma poi ecco, subito dopo questo limite, questo muro, questo step, cosa volete raggiungere? Ecco. Chi comincia? Matteo. No, io ho iniziato prima, quindi tocca a te. A me? Allora, per me è anche una questione abbastanza scottante perché mi sto apprestando a finire la specialistica in fotografia all'Accademia di Bologna e appunto poco tempo fa mi trovavo a Marsiglia in Francia dove stavo comunque vivendo da un annetto, proseguendo gli studi là come studentessa Erasmus insomma
così il sogno sarebbe continuare ad andare in giro, poter sviluppare dei progetti in Sardegna prima di tutto, che è quello che facciamo col collettivo, che per me ha proprio una importanza fondamentale a livello affettivo, ma anche proprio di contenuti e di ricerca, che insomma mi sta molto a cuore. E però anche in secondo piano mi piace molto la libertà di poter viaggiare, di poter conoscere altro al di fuori dell'isola, quindi gli studi a Bologna sono stati fondamentali per la mia formazione. Poi, insomma, riguardo alla scelta di andare fuori dalla Sardegna, insomma, per me venendo un po' dal centro, la questione era andare a Sassari, vuol dire comunque andare molto lontano. All'epoca, quando comincia il triennio, che all'Accademia di Belle Arti, ancora a Sassari credo che non ci fosse il corso di linguaggi multimediali, e quindi nasceva da poco a Bologna un triennio sperimentale in fotografia, cinema e televisione. Quindi là io subito venivo comunque da una passione nella fotografia e mi sono lanciata a Bologna. Insomma, poi anche insomma, il fascino della città fucina culturale, e comunque Vabbè, Bologna, voglio dire. E quindi lì sono rimasta per tanto tempo, finché poi è stato un po' ora di cambiare aria e quindi andare verso Marsiglia, che paradossalmente andando più lontano mi riavvicinavo a casa, perché ci sono sia tante cose in comune nella cultura mediterranea di Marsiglia, sia anche proprio tanti collegamenti con la Sardegna, e quindi insomma mi piacerebbe mantenere questo ponte e stare Molto un po' molto qui, un po' lì. bello, molto molto interessante. Alessandro, invece? Sì, io È già finito, quindi... mi sono trasferita. Mi sono trasferita a Bologna poco dopo il diploma al liceo artistico di Cagliari. Avevo deciso di venire a studiare qui sia perché volevo vedere un po' cosa c'era fuori, sia per fare delle nuove esperienze e per diventare anche indipendente. Per me è stato fondamentale l'anno in Erasmus, il terzo anno del triennio l'ho trascorso all'Università Politecnica di Valencia, e a parte essere stato un arricchimento dal punto di vista personale e umano, è stato anche quasi determinante per la mia pratica artistica. Io ho frequentato diversi corsi di pittura e fotografia, ed è proprio lì che ho preso la tecnica della cenotipia, che è diventata un elemento costante di tutta la mia produzione artistica, diciamo. Poi attualmente vivo a Bologna, sono qui da quasi 8 anni. Devo dire che ho scelto di restare qua perché è una città in cui mi sono trovata molto bene e perché mi permette di continuare appunto la mia produzione, la mia ricerca artistica, cercando di mettermi in gioco, cercando di far conoscere i miei lavori tramite delle call nazionali e internazionali, e cercando anche di partecipare a dei progetti come per esempio le residenze d'artista, che sono per me sempre un momento molto importante di dialogo, di confronto con gli altri artisti che partecipano, o comunque con gli abitanti di quel determinato luogo. Ma tra l'altro da poco sei stata selezionata per un concorso, adesso non mi ricordo, adesso ho visto qualcosa che hai pubblicato. Sì, sono arrivata tra i finalisti del Malamegi Lab, che è un concorso internazionale di arti visive, e poi anche a Camera Circuito, che è un festival di fotografia tenuto a Ravenna, ma per questa edizione online, curato da Silvia Camporesi. Sì, no, sono molto contenta. Poi per quanto riguarda in generale i miei lavori, ma penso che ci accomuni anche un po' tutti, penso che le nostre origini, la Sardegna come luogo, abbia influito parecchio per quanto riguarda proprio i lavori a livello concettuale, insomma. E sì, io continuo a portare avanti anche ora dei lavori che comunque in un certo senso sono sempre legati al territorio e al paesaggio della Sardegna. Ci frega sta roba qui della Sardegna. Ci abbiamo messo lì tipo un timbro, un marchio a fuoco nella schiena. È una libreria di stimoli comunque.
Tu Matteo o Dario, non so chi vuole prendere. Cominciai tu, Dario? Vai Dario. Io sono l'ultimo che è arrivato a Bologna, in realtà, mi sa, essendo il più piccolo della banda. Ma qui ti soggettano anche, no? A volte sì. È lui, è il contrario. In diretta non posso dire che non potete picchiare. No, io sono arrivato qui nel 2015 dopo aver fatto il liceo artistico a Olbia. A Olbia ho finito con i 3 anni di specializzazione, quella del liceo in arti visive, facendo quindi pittura, scultura, e mi ero avvicinato molto appunto alla scultura. Da lì ho scelto di venire a Bologna, sia perché appunto più o meno le stesse questioni di Ambra, quindi a vedere degli stimoli culturali che da qui arrivavano fino a dove eravamo noi e si facevano sentire anche con quella distanza. Cioè non sono andato via perché in Sardegna sentivo che mancasse qualcosa, perché venendo da Siniscola Sassari sarebbe stata una situazione sicuramente stimolante come qualsiasi altro posto in cui puoi andare a vivere a 18 anni da solo, ecco. E quindi niente, ho scelto Bologna, mi ci sono trovato molto bene perché appunto tante esperienze, tanti stimoli, tante situazioni, e sono rimasto sempre legato tra virgolette al mondo della scultura, quindi al mondo della materia plastica. Ho avuto modo di sperimentare molte tecniche, di fare ricerca su diversi materiali, a tant'è che non credo di aver trovato quella tecnica o quel materiale con cui ci sono andati in fissa, perché sento che anche lì da sperimentare, da scoprire, ce n'è ancora talmente tanto che non sento neanche il bisogno di fermarmi, di focalizzarmi su un altro materiale, cioè, su un materiale fisso. Ho avuto modo di usare molto, per esempio, il gesso, di fare tanta formatura, ma non solo, anche metalli, eccetera. E da poco mi sto approcciando anche a lavori che appunto mettono al centro l'esperienza, e quindi opere d'arte partecipativa in determinati contesti, determinate situazioni, sia perché, non so, mi interessava un po' questo aspetto effimero che poi può avere infinite restituzioni dell'opera, ovvero che c'è l'opera site specific, time specific, che lavora in un determinato spazio, in un determinato tempo, e poi però infinite restituzioni che possono essere appunto il video, la fotografia, progetti editoriali, insomma, è così. Per il futuro viviamo in un'epoca segnata dalle incertezze, quindi salgo sul carro delle incertezze. Vediamo, comunque ne ho ancora un po', ancora un po' da stare a Bologna, ecco. Sono solo al primo anno del biennio, sicuramente ne avrò anche un altro e si vedrà. Fai Chissà, due bienni. Matteo, tu invece, tra l'altro ti sei va bene, in questo posto che ricorda molto un non finito sardo, c'hai dietro col mattone a vista. Sì, diciamo che un po' sono d'accordo con quanto detto da Ambra prima, sul fatto di ritagliarsi, insomma, questa possibilità di un ponte possibile tra la Sardegna e un altro posto per fare esperienza. Diciamo che per me, quando sono partito la prima volta, perché io sono partito subito dopo aver fatto il liceo, era anche un po' la voglia di scoprire cosa c'era altro fuori dalla Sardegna, perché personalmente parlando non ero mai stato in continente, e quindi era un po', diciamo, un'esperienza a tutti gli effetti. Poi mi sono diplomato all'Accademia di Belle Arti, al triennio ho fatto grafica d'arte, all'interno del triennio anch'io ho fatto un Erasmus che mi ha dato la possibilità di andare ancora più fuori e vedere un po' anche diversi modi di insegnare e di intendere l'insegnamento, l'apprendimento, che è stato molto fondamentale. L'ho fatto ad Atene,
all'Accademia di Belle Arti. E poi dopo il triennio, insomma, ero un po' indeciso se ritornare in Sardegna subito oppure trattenermi a Bologna come hanno fatto Dario e Alessandro, oppure magari provare un po' da un'altra parte. Su suggerimento di Ambra sono andato, ho provato l'esame per entrare al biennio di comunicazione e design dell'editoria dell'ISIA e questo mi ha dato un ulteriore input attraverso la materia che sto facendo a pensare che in effetti è possibile ritornare per lavorare, ma è anche possibile ritagliarsi, diciamo, dei possibili collegamenti con in altri luoghi. Nel senso che secondo me nell'epoca in cui viviamo e magari ancora di più ragazzi e ragazze come noi che studiano quello che facciamo noi, oggi hanno ancora di più la possibilità di questa, diciamo, di essere randomici, diciamo, di non fossilizzarsi soltanto su un luogo, ma di poter fare ricerca in Sardegna, di poter lavorare in Sardegna, ma se ti viene in mente di fare un progetto in Kazakistan, nulla ti vieta di farti la valigia e partire, ovviamente avendone la possibilità. Vuoi scappare in Kazakistan? L'ha detto, questo è l'obiettivo di Matteo, andare in Kazakistan. Quindi sì, diciamo che di base ovviamente a me piacerebbe tornare in Sardegna e lavorare, però penso anche di non volermi fossilizzare soltanto su un posto, cioè alla fine siamo noi che possiamo decidere di mettere le radici dove vogliamo. Ma infatti Quindi non è che tornare in Sardegna vuol dire fossilizzarsi, assolutamente. Esatto, no, infatti. Può avvenire in qualsiasi posto, assolutamente. Esatto. Dipende sempre da come ci poniamo noi e qual è, insomma, la nostra attitudine e i nostri obiettivi, ovviamente. Esatto. Ma tu lo sai che io ti sfrutterò forse nei prossimi giorni per fare orientamento ad una mia quinta, visto che sei dell'ISIA. Vai, ti mando il Libano. C'è Libano, ma quindi no, tra l'altro una studentessa molto brava a cui ho consigliato, insomma, l'ISIA, secondo me poteva essere una cosa molto interessante. Io ad esempio ho sempre avuto, volevo anche andare all'ISIA, purtroppo non potevo permettermelo al tempo perché insomma le cose erano un po' diverse. Adesso sicuramente ci sono delle possibilità in più ed insomma, se si può sfruttare ISIA o qualsiasi altro luogo, sicuramente è una cosa molto molto importante. Cioè, diciamo che anche per quanto, secondo me, anche per quanto riguarda gli altri, cioè il fatto di non aver fatto l'Accademia a Sassari non era perché io ritenessi studiare in Sardegna una seconda scelta, una sorta di serie B, ma era semplicemente per il fatto che anche io, venendo da Cagliari, per me Sassari è proprio dall'altra parte, perché non vengo neanche dal centro. Per cui questa cosa qua però è stranissima questa cosa qui, ma abbiamo un rapporto in realtà molto particolare. Mi raccontava una volta, Cristina mi racconta delle cose tipo, ma sai che quando io stavo a Sassari, cioè i miei amici da Alghero non venivano perché mi dicevano vabbè a Sassari, da Alghero però, cioè sono 24 chilometri, voglio dire. Abbiamo questo rapporto con le distanze e con gli spostamenti davvero incredibile, ogni distanza è enorme. No, cioè nel senso, cioè io avevo fatto anche un po' il discorso che se devo spostarmi da casa allora proprio mi sposto, vado più lontano, capito? Era un po' questo il mio discorso. E poi in realtà forse credo che magari un progetto come il nostro sia nato anche in seguito a questa esperienza che noi abbiamo vissuto lontano, cioè molto probabilmente magari se Dario avesse continuato a vivere a Siniscola, Alessandra Capoterra, Ambra Las Plastas a Cagliari, magari sì, ci saremmo frequentati, fatti le birre assieme, ma magari non sarebbe nato il progetto. Invece, secondo me, vivere lontano, per quanto mi riguarda perlomeno, cioè parlo a titolo personale, mi ha fatto guardare il patrimonio che c'è giù in Sardegna con occhi diversi, cioè a vederlo proprio come ho detto prima, no? Come una sorta di libreria di stimoli
di input da poter trasformare, plasmare e scambiare con gli altri che come te hanno le stesse passioni. Io di questo ne sono pienamente convinto. Di fatto comunque ogni progetto che portiamo avanti comunque è figlio del contesto che viviamo e anche delle nostre attitudini e dei nostri obiettivi. Cioè, ogni luogo sicuramente ti dà cose diverse, ma non sei nemmeno obbligato ad accettare sempre soltanto quelle, quindi dipende sempre da quello che si vuole fare alla fine. Quindi insomma, l'importante è avere ben chiaro cosa si vuole fare alla fine. Allora ragazzi, vi faccio una domanda così, ma chi è il più rompiscatole tra tutti e quattro? Matteo o Dario? No. Chi è? Chi è il più rompi? Chi è? No. Ma dipende, ognuno ha la sua per rompere le scatole di più. Vedi, quello stai dicendo sei tu praticamente. Dai. Ecco qua. Io rompo le scatole un sacco e me lo rivendico fino al midollo. Ma è giusto rompere le scatole, è giusto, perché da lì parte il confronto. Altrimenti siamo una banda di polemici, non c'è pericolo. Sì. Lasciamo perdere, ragazzi, la questione polemica. Stendiamo un velo pietoso proprio. Va bene, ragazzi, allora abbiamo fatto quasi 50 minuti tra una cosa e l'altra. Non siete... È passato in frettissimo il tempo. Dai, non siete stanchi, è stato bello. No? Una bella chiacchierata. Possiamo stare ancora, Cosa ci vuoi raccontare ancora, Ambra? Dai, ne abbiamo tempo, tranquillamente. Dai, ecco, transumanza, il prossimo progetto di transumanza, qual è? Dove andiamo a trovarvi? Allora, ci stiamo lavorando in realtà, per adesso insomma c'è stata questa pausa forzata che ha coinvolto tutti quanti, quindi anche insomma i progetti del collettivo hanno risentito di questo rallentamento. Appunto, eravamo impegnati nel capire e studiare varie modalità per costituire l'associazione culturale, per poterci strutturare meglio e poter anche far crescere il progetto attivando delle collaborazioni magari con i comuni o insomma con altre istituzioni e altre associazioni in realtà che operano in campo culturale e artistico, e allo stesso tempo stiamo anche continuando costantemente a immaginare come andare avanti, stiamo studiando, insomma, valutando delle location papabili per il prossimo intervento di transumanza. Mi è parso di capire, insomma, poi io tifo anche per questo, che sarebbe bello la prossima tappa di Nostos farla un po' più a sud, quindi insomma cercheremo di rotolare un po' in Campidano. Dopo aver esplorato un po' di Baronia e un po' di Montiferru, insomma ci cercheremo di avvicinare un pochettino più a sud e insomma poi continuiamo a portare avanti ciascuno i propri lavori, i propri progetti e insomma immaginare delle cose assieme. Aspetterò e aspetteremo con ansia sicuramente. Allora ragazzi, io vi ringrazio, siete stati davvero gentilissimi, disponibilissimi e bellissimi tra l'altro. Grazie. Grazie a te, Paolo. Dare il più bello di tutti. No, in realtà Matteo, ma soltanto per la questione testa dove mi ritrovo. Quindi, insomma. Abbiamo lo stesso parrucchiere. Le cuffie, perché c'è dei cuffioni. Sì, esatto, abbiamo lo stesso parrucchiere. Guarda, è lo stesso di Bruno Marrapodi, quindi che saluto, così lo sto nominando. Ogni tanto parliamo di parrucchieri con lui. Va bene, allora ragazzi, io ripeto, vi saluto, vi ringrazio ulteriormente. Ringrazio anche le persone che insomma ci hanno seguito, qualcuno ha commentato, vedo che c'è anche qualche ulteriore commento, insomma mi dicono, vabbè, ringrazio Pietro che mi dice che Paolo Carta è buono, questo è da pubblicare, assolutamente, è bellissimo e quindi grazie. Grazie a te Paolo e grazie a tutte e tutti. Saluti del Manifesto Sardo e saluti a tutti quanti, ci vediamo comunque la prossima volta. Ciao ragazzi, grazie, ciao. Assolutamente. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao ciao.